Eccomi qua, al golf della Montecchia. Per la prima volta proverò a tirare una palla, a giocare a golf. Ma non ho niente da mettermi. Sono cose complicatissime. Questo cos'è? Questo è una massa? Adesso ci sono tutti questi carrelli, tutte queste cose, ma io voglio quello che le porta. Datemi un caddy. Sono pronta, ma mi ci vogliono i guanti. Uno solo? Mi ci vogliono le palline. Ma mi ci vuole la mazza. Ma mi ci vuole la sacca. Con il caddy. Ma adesso mi ci vuole un maestro. Andiamo? Andiamo. Slow Tour per il Veneto, qui al golf della Montecchia. Provo a giocare a golf. Chi è che tiene i punti? Non rida. E allora questo è il campo pratico, poi dopo invece si va in giro e si fa proprio le buche, no? Va bene, facciamo il campo pratica, vediamo come si deve fare. Chiudi, qua. Braccia distese fino a qui, guarda la pallina. La pallina. Guarda la pallina. Colpisci la pallina e poi finisci il movimento. Con la gambetta per favorire la rotazione verso il bersaglio del corpo. L'ho fatto apposta. Guarda la pallina. Cosa così? Accidenti! La migliore. Sono portata? Sì. Bello, sarà il mio sport. Cosa c'è di bello nel giocare a golf? Si gioca contro se stessi e contro il campo. Poi si cammina molto, si è sempre fuori, anche d'inverno. È un gran gioco questo qua, effettivamente. E se poi prende è una droga anche. Ma veramente io sarei sempre qua. E poi sul campo da golf, come succede in tutti i film, si fanno amicizie. Anche internazionali. Questo qui? 200 metri? Da quanto tempo gioca? 10 anni. Complimenti. Non vedo neanche dove è andata a finire la pallina. Ma sì, basta che vada dritta. Giusto? Perché a questo punto, se noi fossimo su un campo, lei prenderebbe e andrebbe a vedere dove è andata. Sì. Allora andiamo anche noi sul campo, dai. Sì, andiamo sul campo da golf, che si chiama in gergo green, di nome e di fatto. Allora, forse mi do al golf, anche perché non è più vero che ci vuole tanta acqua per annaffiare questa erba, perché in realtà è stata sperimentata qui un'erba che si chiama Patriot, che è un Bermuda grass, no? È un'erba molto forte che ha bisogno di pochissime innaffiature. Bellissimo, va bene, è bello. Adesso facciamo, Vai. Giorgio, mi dicono che sei bravissimo, che sei un campione. Sì, ma di macchine, non di golf. Io corro in macchina, non in golf. E quindi, però giochi a golf? Sì, mi piace molto. Come mai giochi a golf? Perché l'ho trovato uno sport che di testa per il mio lavoro serve molto per la concentrazione, per la calma. Qui ci vuole molta passione e molta calma in questo sport qua. Io la calma è un argomento che mi interessa molto. La calma, perché anche se sbagli un colpo cerchi di recuperare il colpo dopo. Va bene. Una buca? Dai. Wow. Super colpo. Per metterla in buca la massa è quella. Allora, guarda che toglie l'asta. Senza emozione, concentrazione, calma. Operatore, vado? Ci sei? Ok. Ho preso la telecamera, ma la pallina è entrata in buca. La direzione era perfetta, la forza un po' eccessiva, però ha un futuro. Obiettivo? Niente? Vedi tutto bene? Stai bene? Tutto a posto? Va bene. Ciao.